Sesta corsa del programma, un confronto sul doppio chilometro, cavalli di 4 anni, Capuzzi, Claudine, Cesare Augusto DVS, Coralla Pell, Cesare dei Veltri, Cometa Petrali in prima fila, Can dei Greppi, Cicerone Jet, Citrosodina Oil, Carolina V, Columbus Gaps e Conflitto P in seconda. Can dei Greppi, favorito numero 7 Enrico Montagna in sediolo. Macchina che stacca. Fasi iniziali con Coralla Pell che si avvantaggia, cerca di sopravanzare Cesare Augusto DVS che parte più veloce del solito e si installa al comando. Coralla Pell si adegua all'esterno per il momento perché è ripiegato in corda Cesare dei Veltri che va in seconda posizione, parte bene dalla seconda linea Columbus Gaps che va in scia direttamente a Coralla Pell, primi 215 numero 1 Capuzzi squalificato. DVS. 400 metri intanto avanza al largo Columbus Gaps che si porta su Cesare Augusto DVS, va ad affiancarlo dopo 500 metri di gara. Cesare Augusto in vantaggio, all'esterno Columbus, lungo la corda rimane Cesare dei Veltri, Coralla Pell, un'altra pariglia. Tanto se ne vanno i primi 800 metri di gara, coperti nell'ordine dell'1-1. Insiste ancora Columbus Gaps che mette mezzo cavallo davanti all'avversario quando siamo sulla piegata. Se ne va il chilometro con Columbus Gaps che di forza passa dopo 1000 metri in 1,16 su Cesare Augusto DVS. Terza posizione lungo la corda per Cesare dei Veltri, mentre cala anche Coralla Pell e all'esterno c'è la progressione a questo punto della favorita Can dei Greppi. Can dei Greppi progredisce, viene però anticipato da Cesare Augusto che torna nuovamente all'esterno e viene infilato da Cesare dei Veltri e così insiste però Can dei Greppi, arriva a ridosso di Columbus Gaps a 500 dalla conclusione, l'attacca con estrema decisione per avvantaggiarsi a 400 dal traguardo e scendere alla corda. Numero 2 Claudine squalificato. È passato intanto Can dei Greppi su Columbus Gaps che rimane in seconda posizione, gli altri più indietro. Entra in vantaggio Can dei Greppi in dirittura d'arrivo. Nel finale consolida il proprio vantaggio Can dei Greppi che vince nettamente, secondo posto per Columbus Gaps, mentre per il terzo è ancora Cesare dei Veltri che tiene a bada Cesare Augusto DVS. 1:16,3 sul doppio chilometro e bel primo piano per Can dei Greppi, Enrico Montagna in sediolo per conto di Klaus Hollmann e del signor Nicola Del Rosso. Andiamo a rivedere le immagini conclusive. Bel netto primo piano per favorito Can dei Greppi, secondo posto per Columbus Gaps, al terzo finisce Cesare dei Veltri. 7:11,5 l'arrivo della sesta corsa di Bologna.